che cavolo! Sono appena rientrato da lavoro e ho trovato questa sorpresina da Gabel. Questa volta non so proprio per niente cosa c'è dentro, per cui andiamo a scoprirlo subito insieme. No, non ci credo, ma sono dei pazzi. Sono dei pazzi. No, vabbè, che meraviglia. Mi hanno mandato i Carbon Force FLK, il top di gamma di bastoncini telescopici in fibra di carbonio e Kevlar. Cioè, non me lo sarei mai aspettato, assurdi. Bellissimi. Non vedo l'ora veramente di stressarli, di provarli per bene, come abbiamo fatto già con gli hybrid, e poi magari andiamo anche a vedere le differenze fra una tipologia e l'altra, a fare una piccola comparazione. Intanto però direi di stressare per bene questi nuovi giocattolini, per cui torniamo alla camminata. Ok, sono le 10:30 e finalmente siamo riusciti a partire. Sostanzialmente non si sapeva che stanotte ci fosse l'alba sul Giaue verso le 3 di mattina. Sono arrivate al passo diverse centinaia di moto che tra gli schiamazzi della gente e qualche bello scarico aperto rendevano impossibile il sonno, così ci siamo goduti l'alba anche noi, però siamo tornati a letto un paio d'ore perché ce n'era bisogno. Poco male, ci siamo svegliati quando tutti sono andati via con i campanacci delle mucche
e aprire il van e vedermi tutte le mucche così davanti che pascolano, i cavalli. È stato meraviglioso, insomma è stato un caffè veramente piacevole. Ora ci siamo appena lasciati alle spalle Forcella Colpion e ci dirigiamo in direzione Mondeval per poi raggiungere lui, il Monte Formin, che ci terrà compagnia in bella vista per tutto il giorno. salita alla cima del Monte Formin è qualcosa di strano. È tutta panoramica finché si attraversa la piana di Mondeval e finché si sale la Forcella Rossa,
tra Croda da Lago e Monte Formin appunto, e poi ti arriva un pugno in testa che ti fa dire basta, mi fermo. Cioè, Forcella Rossa è laggiù in fondo e sembra non finire mai. In realtà è poco più di 1 chilometro, però visivamente proprio di testa ti manda fuori. Però la vista è assurda. C'è una vista su tutti i maggiori gruppi dolomitici che, boh, è commovente, sono senza parole. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Comunque non si può che rimanere estasiati dalla bellezza delle piane di Mondeval qui. Hanno una fioritura dei colori da conformazione che è paradisiaca veramente. Cioè, ma di cosa stiamo parlando? Ci sono fiori, fiori, fiori e fiori ovunque. Bellissimo, c'è un profumo incredibile. La prima volta che faccio il giro da queste parti, ma è proprio bello. Ho sempre fatto la parte più alta lassù o verso il Corvo Alto, però super.